5 distanze, la classica da 42 km, la mezza da 21 e le stracittadine da 10, 5 e 1 km. Mancano ormai poche ore al via della Padova Marathon numero 20, un traguardo storico che rischia di dover fare i conti con le previsioni del tempo piuttosto inclementi per tutta la giornata di domenica 28 aprile. Ciò nonostante dimostreranno coraggio i 26.000 appassionati che si sono iscritti alle varie competizioni, molti in arrivo anche dall'estero. Padova e 5 comuni della cintura saranno off limits o quasi per tutta la mattinata e una parte del pomeriggio di domenica. Al via alle 8.30 dallo Stadio Ganeo la maratona da 42,195 km. Partenza alle 9.45 da Abano Terme per la mezza maratona, via da Prato della Valle per le stracittadine. Deviazioni e strade chiuse sono previste a Rubano, Selvazzano, Teolo, Abano Terme e Montegrotto. A Padova off limits buona parte della zona sud della città e il centro storico, con il cuore della manifestazione in Prato della Valle, dove sono attesi i vincitori. Subiranno modifiche anche orari e percorsi dei mezzi pubblici cittadini, in particolare il tram, che tornerà in servizio regolare a partire dalle 17.30.